Marco Zingaro, prima della partita di Treviso mi hai detto fare la firma per vincere tutte 3-1, stasera è venuto fuori un bel 3-0. Non va bene, no, scherzo, no. Bene, un bel 3-0 che ci mancava e fa sempre piacere. Abbiamo giocato un ottimo primo set, poi abbiamo giocato bene a tratti. In questo secondo me dobbiamo iniziare a migliorare in maturità, perché oggi secondo me eravamo superiori all'avversario di oggi, che è una buona squadra, ma oggi non si stava esprimendo secondo me ai suoi livelli e bisognava essere più cattivi a chiudere i set prima, oppure quando riprendi un set a portarlo a casa in maniera più cattiva, ecco. Invece insomma siamo lì che in alcune situazioni non siamo convinti, in altre siamo un po' superficiali e niente, bisogna migliorare questo aspetto qua, però ripeto, abbiamo vinto 3-0, quindi siamo felici. Un po' quello che è successo nel secondo set, Cordone si è messo dietro di 4 punti, l'avete ripreso abbastanza bene, poi quando siete stati sul punto di chiuderlo vi siete fatti riacciuffare. Sì, abbiamo infilato una serie infame di errori in battuta, tra l'altro errori anche su palle, su battute non forzate, e questa è un'altra cosa che dobbiamo assolutamente sistemare in settimana, dando più ordine alle cose, e sarà compito mio. E niente, però alla fine di riffa o di raffa, come si dice, abbiamo portato a casa il set, quindi sul 2-0 insomma è stato più facile poi affrontare il terzo set. Senti un po', sono passate 6 partite, aspettando che giochi Valsugana siete davanti, te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo per niente. Durante l'estate, insomma, prima di iniziare a lavorare si sapeva che sarebbe stato un campionato molto duro per noi. Dopo il precampionato c'era più di qualche preoccupazione tra di noi, però poi insomma queste 6 partite si stanno mettendo bene. Ciò non toglie che il nostro è un percorso lungo che passa per delle settimane di lavoro buone. Quest'ultima non è stata una settimana di lavoro buona e questo non deve succedere, l'ho detto ai ragazzi. A noi non bastano i sabati per giocare bene, per migliorare, abbiamo bisogno del lavoro quotidiano. Niente, ecco, non ti bastano i sabati, adesso la prossima la giochi di domenica a Monrupino. Andiamo a giocare. Una squadra che ha messo in difficoltà Treviso, l'ha tenuta in campo 2-20 come sabato prima qui. Sì, sarà un'altra battaglia per noi. Hanno una vecchia volpe che è Biribanti, che è uno che tu conosci? Che io conosco, ma è uno che ha giocato ad altissimo livello per tanti anni e gioca ancora bene davvero. Un ragazzino di 40 anni che 20 anni fa vinceva il primo scudetto. Sì, a Treviso io ero a tifare in tribuna, sugli spalti, ero alto così, me lo ricordo bene, lui era un giovane, me lo ricordo bene Biribanti. Grazie Marco e ci vediamo alla prossima. Grazie a voi.